Cari amici della Via dei Presepi, buon Natale a tutti. Ormai Santo Stefano è anche passato, quindi ci avviciniamo verso l'ultimo dell'anno. Ritorniamo a Cairano San Marco, siamo precisamente in via Regina Cornaro e siamo in compagnia di Mario. Buongiorno intanto, ciao. Auguri, buon Natale. Buon Natale anche se è passato e buon anno per quello che sta arrivando. Mario, raccontaci un attimino intanto la storia di questo bellissimo tuo presepe. Beh, come ogni anno ormai è tradizione, è una ventina d'anni che lo faccio. Sempre con materiali poveri, riciclati, trovati qua in zona, e così anche per i bambini, per tutti quanti, chi passa per la strada vede questo presepio e si ricorda insomma che il Natale è al di là di tutti i colori e di tutte le luci, è per la natività di Gesù, insomma, ecco, è questo qua, ecco. Mario, ci ricordavamo, è un presepe all'aperto, quindi sempre visitabile. Sì, qui chiunque passa per la strada di giorno o di sera, perché è anche illuminato, vede questo presepio, insomma è per tutti quanti, ecco. Questo è il presepio e ogni anno si cerca di cambiare qualcosa, di fare con tutti quei materiali che si riesce a trovare e di farlo per la gente che passa di qua. Ma Mario, noi ti ringraziamo tantissimo perché sei stato veramente gentile ad accoglierci. Ricordiamo che questi presepi sono presepi fatti davvero con il cuore e sono visitabili sempre. Quindi voi ricordatevi, venite a visitare qui in via Regina Cornaro. Noi salutiamo Mario. Grazie di voi, della vostra visita e buon Natale ancora. Buon Natale e buon anno a tutti quanti. Un buon anno anche di pace e di serenità per tutti voi. Noi ci vediamo domani, un'altra puntata ci sta aspettando, la Via dei Presepi continua. Buone feste a tutti. Buone feste.